Rassegna stampa TG Plus Notizie. Apriamo con la nuova di Venezia Mestre. Vedete, anche qui la notizia è quella ed è uguale per tutti i giornali del gruppo. Cori applausi per Berlusconi, Milano dà addio al suo cavaliere. Andiamo invece a vedere la notizia che apre la pagina della nuova di Venezia Mestre. Piano aeroporto, tutte le obiezioni, turismo e tram. Le preoccupazioni maggiori riguardano l'assalto massiccio a Venezia, poi le mitigazioni ambientali, il collegamento con i mezzi pubblici. Anna rientra da Bruxelles sabato, a Flesso l'ultimo saluto, il rogo della casa, ricorderete, ne abbiamo parlato tanto. Le assunzioni rallentano, in giugno 640 in meno. Il lavoro che c'è, che non c'è. Poi altri giornali trattano il lavoro anche in un altro modo, li abbiamo visti, andremo anche a vederli poi. Pubblicità boom sui vaporetti per 36.000 euro, questo riguarda probabilmente l'area dei vaporetti, se sono vaporetti riguarda assolutamente Venezia. Andiamo su Gazzettino a vedere velocemente anche il titolone, che è Berlusconi l'ultimo applauso. Si parla molto naturalmente del funerale di Berlusconi, funerale in Duomo, Milano, con Mattarella, Meloni, del l'uomo vita e di gioia, lo sappiamo tutti quanto era un simpaticone. In piazza il suo popolo, oltre 15.000 persone, cori e bandiere, il viaggio del feretro tra due ali di folla, e vediamo questa commovente foto di Marina e Marta che si tengono per mano. E sopra ci sono anche notizie di sport, perché Berlusconi è legato allo sport, ma stasera gioca l'Italia contro la Spagna e quindi bisogna parlarne assolutamente. Questa invece è una notizia curiosissima che c'è sul Mattino, sul Gazzettino. Approfitta della festa del Santo, c'è stata la festa di Sant'Antonio, ricorderete, per evadere. Questa ha preso e se l'è data a gambe. Adesso vediamo un po', poi insomma è stato preso ad Ancona. Non è che si possa scappare tanto facilmente al giorno d'oggi con tutte le segnalazioni che ci sono di telecamere e varie cose. Andiamo a vedere sul Corriere del Veneto. Vedete le foto di tutti i politici, sono tutti riconoscibili, dalla Casellati a Fontana alla Meloni, Fedriga, Zaia, ci sono un po' tutti. Nordio, l'addio del Veneto a Berlusconi. Mentre sotto la Movida che fa le prime cause ai comuni in Padova, Verona, Venezia. Si dicono tranquilli, però sapete che per adesso le feste ancora non sono belle calde, ma quando diventeranno calde sarà da vedere anche questa faccenda. Scontro tra residenti e locali, la sentenza della Cassazione apre ai risarcimenti. Rissa nella casa di Battaglia, la sua versione non convince. Si parla dell'omicidio di Anica. Battaglia è quel commerciante del pesce, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. E invece niente bus se morosi con la mensa, cioè se tu non hai pagato la mensa te ne vai a piedi. Anche questa è una notizia che andrà tenuta presente per gli approfondimenti. Per quanto riguarda la pagina di Venezia, vedete che anche qui le notizie sono alcune di ieri, alcune di oggi, ma basterà andare a vedere per esempio all'interno e si troveranno poi tutte quante, vedete, le notizie che potete cercare e anche andare a rileggere. Se non le avete viste ieri potete trovarle oggi sulla pagina di Venezia, di Padova o di Treviso e della nostra TG Plus Notizie. È tutto per oggi.